Loro sono alcuni dei minori stranieri sbarcati in Italia a seguito della crisi del Nord Africa. Sono ospiti della comunità alloggio Papa Giovanni XXIII in contrada San Michele ad Agrigento. Hanno un'età giovanissima, provengono per lo più dalla Nigeria e dalla Tunisia. Sono approdati a Lampedusa da soli, senza i genitori, con i barconi carichi di profughi, sfidando il mare, il freddo, la fame, come ci racconta il quindicenne tunisino Khalid. Io venuta con il barco 4 giorni nell'acqua, 2 giorni in mezzo all'acqua, 2 giorni mangiato, 2 giorni venuta a Lampedusa, 11 giorni a Lampedusa, dopo venuta qua, in comunità. Hai viaggiato da solo dalla Tunisia fino a Lampedusa? Sì, da sola. Hai avuto paura di non farcela? Paura poco paura. E adesso come immagini il tuo futuro? Cosa farai da grande? Ora studiare dopo il lavoro, 18-19 dopo il lavoro. I giovani extracomunitari fanno parte del programma di protezione dei minori stranieri non accompagnati promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato dall'ANCI. Si tratta della sperimentazione attraverso una rete di comuni che rappresentano un sistema nazionale di presa in carico e integrazione dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla fase della pronta accoglienza. Il progetto è molto sviluppato ad Agrigento e l'amministrazione comunale intende promuoverlo ancora di più, allargandolo in altri comuni della provincia. Al Palazzo dei Filippini questa mattina è stato sviluppato un dibattito sulle problematiche nella messa a punto di servizi specifici in una logica di standardizzazione nazionale degli interventi. Vi hanno partecipato tra gli altri la responsabile della segreteria tecnica dell'ANCI Virginia Costa ed il vice sindaco di Agrigento Massimo Muglia, che abbiamo intervistato. Noi oggi abbiamo riunito tutti gli operatori del sistema, di questo sistema a rete, è un momento di confronto importante con la presenza dell'ANCI perché queste esperienze positive, queste buone prassi possano essere rilanciate, possono essere, perché no, copiate, emulate, perché noi ci riconfermiamo come terra di accoglienza e come una terra che con efficienza dà una risposta ai problemi degli ultimi. Agrigento, come si diceva, partecipa ad un programma che riguarda una rete di comuni a livello nazionale. La rete di comuni si impegnano a portare avanti delle attività di pronta accoglienza per 100 giorni attraverso delle modalità operative condivise che vedono sostanzialmente nella qualità degli interventi la formula più opportuna per avviare al miglior percorso di seconda accoglienza dei minori accolti.